Ritorna al successo il Favara Academy nel campionato allievi regionali, battendo per 3-1 al Brucorelli il team Sport Millennium, una partita condizionata molto dal vento, ma i favaresi hanno giocato con grinta e determinazione per conquistare i 3 punti. Li hanno ottenuti grazie alle reti Alessandro Rinaldo, Giovanni Urso e Edoardo Di Mora per Favara Academy, mentre per il team Sport Millennium con un autogol di Cardella. Ora il campionato si ferma per la sosta di Carnevale, riprenderà il 10 marzo con la sfida in trasferta con la Mogela. La classifica: Catania Solceri 45, Team Sport Millennium 42, Ragazzini 39, Favara Academy 37, Santa Sofia 35, FC Motta 27, San Cataldese 27, Invictus 18, Amogela 14, Giovanile Gela 14, Nexit Alto Rendimento 10, Catania 4. Oggi è stata una partita importantissima sia per il morale sia per i ragazzi, perché avevamo passato un momento, diciamo così, non vincendo più delle partite che potevamo vincere. È stato un periodo un pochettino particolare, però oggi devo dire che i ragazzi hanno dato tutto e hanno meritato ampiamente la vittoria. Complimenti dal primo all'ultimo, perché hanno dato veramente tutto in campo, giocando da squadra e facendo anche 3 gol di ottima fattura. Altri ne abbiamo sbagliati, però diciamo che oggi è stata una vittoria davvero meritata e bella, anche perché così ritorniamo a macinare e a fare il percorso che avevamo fatto nel girone di andata. C'è stato un momento di appannamento, diciamo così, e poi adesso credo che la squadra stia reggendo bene e cerchiamo di partita dopo partita di riprenderci la strada che avevamo tralasciato un mese fa.